lunedì, oggi è lunedì di Alla Catalla su Radio Studio Centrale. Vabbè, con non soltanto di Alla Fabio Catalla. Formosa. Intanto è un lunedì di Alla Catalla, alle 11:30. Che cos'è? Lunedì di Alla Catalla, no? Vero. Dalle 11:30 alle 14 staremo insieme, Fabio Formosa, Giuseppe Castiglia. Fabio Formosa che da ieri è entrato nel club dei quarantenni, Sì, ha lasciato gli Enta ed è entrato negli Anta. Ciao Peppe e Fabio, sono Nino Zighezaghi, vorrei fare un saluto ai migliori barbieri di Belpasso, Nino Saita, Ciccio Minnedda e Cacatizzo. Ora dico io, saranno bravi anche perché se lui si chiama Nino Zighezaghi ce la fa fare veleno stavava, no? Perché fa sempre Zighezaghi. Mare Fabio, da Gianluca il piastrellista, tanti auguroni. Ma senti Peppe, che t'ha realato? Ciao, mi dice a presto, niente. Ma figurati. Ma che c'è realare? C'è visto realare, vuol dire una schiera di maglione, questo c'hai, per finisce. esempio Rimettere se stropapera qua sullo sfondo color ruggine. Mamma mia. Vabbè, auguri di cuore, perché è dal cuore che nascono i sentimenti sinceri. 40 sono una bella età. Ciao Peppe e Fabio da Lusi. Devo dire che ci sono anche tanti auguri su internet, da Daniela da Messina che ti fa i suoi auguri e ti dice benvenuto nel club dei quarantenni, anche perché lei ovviamente ne fa parte. E poi ci sono gli auguri di Filli, di Mary, anche da parte di suo marito Gaetano, e poi ancora Arthur, che si chiama Arthur Quaglia. Arthur, occhio! Arthur Quaglia. Ciao ragazzi, sono Angelo da Belpasso, sono bloccato in tangenziale direzione Siracusa, ogni giorno io a Budello per scendere a Catania. Volevo fare gli auguri a due pezzi di cose antico di Fabio. Salutatemi il mio amore Amra che in questo momento starà ascoltando Alla Catalla. Grazie, siete troppo pessi, Forza Catania. Cioè, dico, secondo te obiettivamente sono antico? Cioè, non lo so, va, andrà su YouTube questa cosa, perché c'è Tonietta oggi con noi che sta riprendendo. Ce ne vogliamo parlare. C'avevo un maglione colore il rama da Napoli con due papere imbegato un dopetto e la maglietta lo pizzaiolo che ce ne esci fuori. Ma io dico, ma è normale? E che cosa c'è scritto? Corri Catania 2010. E tu volessi fare capire che ci partecipavo? No, l'hanno regalata, l'ha acquistata. Ma tu ci hai partecipato, dillo? No, assolutamente. Ho fatto beneficenza, ma non ci ho partecipato. A 40 anni non si può ancora camminare con la macchina imbegata con scotch. Gli auguro quindi una bella macchina nuova. Scherzo. Grazie. Da Gianluca, il piastrellista. Mare Fabio, 40 anni, complimenti davvero, ne dimostra appena 50. Billo da Scordia. Bene, grazie Billo, sinamico. Maria Assunta ti dà il benvenuto tra i quarantenni. E ancora un grosso auguro di cuore a Fabio. Ti auguro di passarli, o forse già li hai passati, nel migliore dei modi. Ti auguro 100 anni di salute, un bacio grosso, sei un amore, mi fa impazzire la tua risata, ma quanto è dolce, sembri un ragazzino davvero. Grazie. E ancora auguri Ponchio Salato da Peter. Capite? Non poteva essere diversamente. Ciao Peppe, siamo Antonio Gaetano e Vincenzo, abbiamo prenotato per Ibiza, volevamo portare anche Jonathan a Leccamastica, ci siamo troppo pessi. Se vi portate a Leccamastica e Jonathan vi fermano alla dogana e vi rimandano indietro perché se ci fa un'analisi c'è una cosa allucinante. Ma poi Ibiza non mi sembra una location proprio idonea. Ma non stiamo male, non stiamo a Ibiza, male perché è una macchina, male. Mi pare una macchina, mare, sei a Ibiza, mare, troppo bello. Ma ricordi una canzone in mare di Chido, come si chiama Chido che c'aveva due mocio pilete in testa, mare, senti matto, sì, troppo verso, Pippo fammi pizza, Pippo fammi pizza. Ciao ragazzi, oggi la mia stella Delia compie 3 anni e la mia vita e si diverte ad ascoltarvi, baci. Francesca, auguri anche a Delia. Veramente 40 anni con questa voce, a quale io ancora mi chiedo come si possono pigliare a meritare. Vi prego, ho litigato in macchina con la mia ragazza e siamo in macchina in silenzio che vi ascoltiamo. Potete dire che mi dispiace e gli chiedo scusa. Ecco. E gli dice ti amo Brunella, ti voglio sposare, da Simone D'Arrigo. Simone Hai capito? D'Arrigo, che loro sono in macchina in questo momento e c'è fatto, c'è Ido non barra, Ida non barra, capito? Quelle situazioni che palle, uffa. Ho fatto sto bestia che 127 che è un pretesto per attaccare, per dire qualcosa. Esatto. Dall'altro lato, che cosa vuoi dire? Anche mio nonno c'aveva le 127, che era per insultare a me? No, io dicevo perché questo mi ha tagliato la strada. Comunque che ti pare giusto che non balliamo? Ecco. E tu perché sei vastaso? Ma io non ho detto niente. No, tu mi insulti sempre. Ma io ti voglio sposare. E io no. Ma uomo no, io che mazzando ci rivedo 3 anni e ora mi stai dicendo no, Brunella, io ti amo. Simone, oh caga.
Brunella di Montalcino. Scherziamo ovviamente, ragazzi, fate pace. Fate pace. Poi ancora auguri Fabio Castiglia, dacci 2 baci a Fabio per me, il commendatore, tu puoi scordare. Esatto. Fabio, iettala sta macchina, manco scotch che spadde. Comunque tanti auguri da Maria, un'ascoltatrice assidua. Grazie anche per i complimenti. Cioè, auguri da impazzire Sebi. le donne, capito? Che ti Iettala sta macchina. Auguri da Sebi, non importa quanti ne hai, ma quanti te ne senti. PS, comunque se vuoi te regalo a Mesogera. No, grazie. Sono tornato a casa apposta per allipparmi al link e ascoltarvi. Auguri Fabio, Davide da Milano. Bene, grazie. bene. Sono MC. Mi saluti il mio uomo accanto a me che lo amo, che io non posso farlo? Perché siccome c'è la moglie accanto, capito? Che lavoriamo tutti insieme e non ce la posso dire di presenza. Però lui mi capisce che io sono MC. Speriamo che non mi capisce anche la moglie. Esatto. Come che ci tiriamo i capelli qua. Esatto. Auguri Fabio, a dicembre ti vengo a prendere con l'età. Salvo da San Nicolò. Saluto mia moglie Gio. Ah, pensavo che questo voleva farmi diventare terrorista. No. In che senso? C'è scritto ti vengo a prendere con l'età. No, con l'età ti vengo a prendere con l'età. Dice qualcuno, perché non gli fai un colpo di auguri a Fabio alla Gregory? Ma dai, perché Gregory chi lo sa se ci sarà, non lo sappiamo. Oggi è lunedì, magari è chiuso. Di solito sono chiusi il mercoledì, non il lunedì. Ciao. Tanti auguri. Grazie. Da Gregory. Che pensiero. Ti aspetto nel mio panificio di Adrano. Ma non è chiuso il lunedì, scusa. Il mercoledì pomeriggio. Il mercoledì pomeriggio. Semmai, certo. Ti aspetto, Fabio. Sì, no, vabbè, ma insomma. Per darti di presenza il mio regalo. No, guarda. L'ho fatto apposta per te. Sì, vabbè, cos'è? Un gemellino? È una mafalda. Una mafalda. Di grano duro. Così potrai conservartela per tutta la vita. Meglio duro che il saraceno, comunque. E vi ricordo che da Gregory a tutti i clienti che spenderanno almeno 10.000 euro in pane, in regalo il portachiavi col filoncino. Con o senza sesamo? No, senza sesamo. Senza sesamo. E ancora da Giovanna da Carlentini, puoi fare gli auguri da parte mia e di Peppe, gridaglieli però. Sai come dici, si comincia a fare vecchio. Ma Giovanna, ma smetti. C'aveva la cuffia, c'aveva. L'udito è proprio quello che funziona anche abbastanza bene. Poco fa c'era uno che scriveva una cosa stupenda. Bare Peppe, sì, Cioppu Jonathan, che è bellissimo. Sì, Cioppu Jonathan è stupendo. Ciao alla Catalla, sono Salvo, fategli gli auguri alla mia piccola Giulia che oggi fa 13 anni. Auguri! Tanti auguri a te! E noi ci sentiamo domani, dicevo, alle 11.30 puntuali, sempre con Alla Catalla, sempre con Fabio Formosa, Giuseppe Castiglia su RSC. Molto di questa puntata lo potrete trovare anche su YouTube grazie a Tony Etna. Grazie, e Tony lui, Etna, grande costui Tony Etna, che si inficca a mano nella telecamera e poi per fare sanguarciatura solo o su sto o buso oppure non si riesce. Vabbè, cose che ammattano. Noi ci sentiamo domani. Grazie Bafio, grazie auguri. a tutti, ciao Giuseppe, grazie, auguri.